Può andare la dichiarazione di Cossiga. Allora, questa mattina verso le 6 il Presidente del Consiglio dei Ministri Andreotti mi ha telefonicamente informato che della cessazione di Mikhail Gorbaciov dalla carica di Presidente dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. E sono costantemente tenuto informato dagli organi di governo e ho avuto contatti telefonici rinnovati col Presidente del Consiglio dei Ministri e anche col Ministro degli Affari Esteri. Esprimo la mia vivissima preoccupazione per la situazione e voglio in questo momento sottolineare i grandi meriti di Gorbaciov sul piano della distensione, della pace, del disarmo, del processo di democratizzazione dell'Europa centrale ed orientale della stessa Unione Sovietica. Ricordo che i rapporti reciproci di profonda stima e di cordiale amicizia che si erano instaurati reciprocamente tra Gorbaciov, il presidente Andreotti e me, io ho avuto occasione di incontrarlo più volte e di averlo anche ospite al Palazzo del Quirinale in occasione dell'accordo di amicizia e collaborazione che si firmò prima dello storico incontro di Parigi, in cui fu posto fine, spero definitivamente, alla guerra fredda. Voglio ricordare il grande sviluppo che sotto la guida di Mikhail Gorbaciov hanno avuto i rapporti di amicizia e i rapporti politici, economici e culturali italo-sovietici. Sembra ben strano che coloro i quali invocavano fermamente la politica della distensione da parte dell'Italia nel momento in cui Brezhnev schierava gli SS-20 e i backfire e chiedevano all'Italia e ai paesi dell'Europa di rispondere con la distensione ad un'operazione chiaramente di minaccia militare e politica, oggi giudichino i governanti del mio paese freddi e cinici sol perché vogliono stare a vedere che cosa succede nel paese dell'est e tengono conto degli interessi d'equilibrio europeo e mondiale. E quindi allora adesso che cosa dovremmo fare? Allora, di fronte al regime brezhneviano che schierava i missili, si sarebbe dovuto rispondere, non dico non solo non rispondendo adeguatamente con misure militari, ma in nome della pace e della distensione. Adesso che cosa facciamo? Guardiamo i carri alla frontiera, il governo deve proclamare lo stato d'emergenza, quindi ecco, fermissimo il giudizio politico, durissimo il giudizio morale, ma come forze politiche, ma poi molta responsabilità come Stato, ecco.